a questo culto di sabato della nostra Chiesa, che tutti noi questa sera possiamo veramente ricevere qualcosa da Dio, che Dio possa parlare con noi attraverso tutto quello che faremo qui, attraverso le lodi, attraverso la parola, e che voi possiate sentire veramente la presenza di Dio nella vostra vita, che questo possa servire a voi durante la settimana, durante le giornate buone, le giornate cattive, che tutto ciò che qui sentite potrà essere dentro il vostro cuore, che possa essere veramente lo Spirito Santo che agisce in voi. Preghiamo, fratelli. Padre Santo, in questo momento ti chiedo di scendere in mezzo a noi, Signore, di far sentire la tua voce, di far sentire la tua presenza, perché noi abbiamo bisogno di te, Padre, abbiamo bisogno della tua forza, abbiamo bisogno del tuo amore, del tuo sostegno durante le nostre giornate che passiamo sempre nelle difficoltà, in tutti i nostri problemi. Che tu possa darci la pace di cui noi abbiamo bisogno, Padre. Che tu possa darci, Signore, quella forza, che noi possiamo aiutare il nostro vicino di casa, il nostro compagno di classe, il nostro amico di lavoro, il nostro compagno. Che tu possa donarci veramente un ristoro nella nostra vita e nel nostro cuore. Che tu possa aprire i nostri occhi spirituali, che noi possiamo vedere, Padre, vedere il tuo agire nelle nostre vite. Grazie, Padre, della tua presenza, grazie di scendere in mezzo a noi in questo momento, e che il tuo Spirito Santo possa essere libero qua, di agire come a Lui piace più a Lui. Che noi possiamo aprire il nostro cuore e ascoltare la tua voce in nome di Gesù. Amen. Ti invito a fare un applauso al Signore Gesù. Amen, alleluia. Adoriamo il Signore Gesù con gioia in questo momento. Noi cantiamo glorioso.
dichiarato che nessuno è come Gesù e noi siamo qui per dichiarare proprio questo oggi, che Dio possa cambiare l'ambiente, che Dio possa cambiare i tuoi pensieri, che Dio possa lavorare nella tua vita. E prima di cantare la prossima canzone io vorrei proprio fare una preghiera per questo, perché Dio cambi l'ambiente, perché Dio schiacci via ogni pensiero negativo, perché Dio allontani da questo tempio, da dove sia in questo momento qualsiasi cosa che disturba il lavorare dello Spirito Santo in questo luogo. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi preghiamo in questo momento, Signore, per ogni mente, Signore, per ogni pensiero, Padre. Noi abbiamo gioito, Signore, cominciando questo culto, Signore, ma nós sappiamo che Satana non è felice, Signore, con ogni cosa che noi facciamo. È proprio questo, Signore, che noi vogliamo pregare in questo momento, Signore. Cambia l'ambiente di questo luogo, Signore. Cambia l'ambiente, Signore. Prendi, Signore, controllo di questo culto, Padre. Signore, questo culto è tuo. Spirito Santo, guida questo culto. Questo culto è per te, Signore. Signore, facci con che noi ci sentiamo liberi per adorarti, Signore. Signore, vieni con il tuo fuoco, riempi questa casa con il tuo fuoco, con il tuo Spirito Santo, Signore. Riempi i nostri cuori, Signore, della tua presenza. Che nulla possa allontanarci, Signore, nessun pensiero. Niente, Signore, possa disturbare, Signore, il muovere del tuo Spirito Santo, Padre. Io chiedo per i nostri adolescenti, Signore, che i loro pensieri siano protetti in questo momento. Io chiedo per i nostri giovani, Signore, che i loro pensieri siano protetti in questo momento, Signore. Che ogni combattimento che loro avranno, Signore, noi schiacciamo e lo mandiamo via nel nome di Gesù, Signore. Che loro possano avere questa libertà di adorarti, Signore, in spirito e in verità, Padre. In nome di Gesù, Signore, vieni con il tuo fuoco questa sera, perché noi abbiamo fame della tua presenza.
in questo luogo. Adora il nome del Signore. Comincia a dire: Signore, non c'è nessun altro nel mio cuore. Quando tu sei arrivato, hai portato via, hai mandato via tutti gli altri amori. Tu sei il numero uno nel mio cuore. Tu sei il numero uno nel mio cuore. Comincia ad adorarlo, comincia a ringraziarlo, comincia a dire quanto tu ami il Signore questa sera. Comincia a dichiarare il tuo amore. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Fuoco negli occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Fuoco negli occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Ah, Spirito Santo, vieni a Dio. Fatto innamorare, bruciando. Tu sei il nostro amore, Signore. Tu sei il nostro amore. Tu sei il nostro amore. Tu hai cambiato la nostra storia. Tu hai cambiato la nostra vita. Tu hai dato un nuovo inizio alla nostra vita. Tutti gli altri amori.
situazioni, di un Dio che cambia luoghi. In questa sera il Signore ha cambiato questo ambiente, lo Spirito Santo è qui, la presenza dello Spirito Santo è in questo luogo e tu puoi chiedere a Lui se vuoi sentire la sua presenza. E se non hai sentito ancora la presenza, tu puoi dire: Signore, io voglio sentire la tua presenza. Loro stanno dicendo che c'è lo Spirito Santo di Dio in questo luogo, allora io vorrei sentire questo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qui, lo Spirito Santo è qui, lo Spirito Santo è qui, la sua presenza è qui, la sua presenza è qui, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Lui cambia l'ambiente, Lui trasforma situazioni, Lui cambia il tuo pensiero, Lui cambia situazioni, Lui è qui, Lui è qui, lo Spirito Santo è qui, e è venuto oggi per me, è venuto oggi per te, è venuto per cambiare, è venuto per trasformare, è venuto per agire. Tu puoi sentire, tu puoi sentire, tu puoi sentire, tu puoi sentire, perché Lui è qui, Lui è qui, lo Spirito Santo 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 è qui. Tu puoi sentire, tu puoi chiedere, tu puoi chiedere, tu puoi dire: Signore, vieni su di me, vieni e riempi il mio cuore. Tu puoi dire, tu puoi chiedere: se questa presenza è qui, io la voglio sentire. Tu puoi dire allo Spirito Santo questa sera: io credo, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare. Pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro culto Adorarti. È un piacere avere voi qui, ma ancora più un piacere avere questo Spirito Santo qui in mezzo a noi. Come abbiamo appena sentito, lo Spirito Santo è qui, lo Spirito Santo è qui. Puoi credere questo, puoi avere fede di questo. Quanti sono i sacerdoti qua questa sera? Quanti sono i sacerdoti qua questa sera? Amen. Allora che questa sera possa essere una sera in cui noi ci riempiamo di questo fuoco, ci riempiamo di questa fiamma, affinché quando usciamo di qua noi possiamo svolgere il nostro ruolo di sacerdoti nella nostra casa, nella nostra famiglia, in questa nazione. Amen. Possiamo accendere le luci, vogliamo dare qualche avviso prima di continuare ad adorare il nostro Signore. Amen. Come primo avviso possiamo passare a quello del culto ricarica. Come sapete l'abbiamo già passato anche la settimana scorsa, alcuni di voi erano presenti mercoledì al culto ricarica, ma abbiamo ricominciato il culto ricarica. Per chi non lo sapesse, per chi vuole partecipare, il mercoledì abbiamo ricominciato a trovarci qua alle 6:30 con la preghiera della Chiesa e poi alle 8 il nostro culto ricarica. È un culto più breve di quello del sabato. Sappiamo che le persone durante la settimana lavorano, ma sappiamo anche quanto è importante ricaricarci della presenza dello Spirito Santo. Dobbiamo ricaricarci in realtà quotidianamente. Noi non ci troviamo quotidianamente, anzi adesso ci stiamo trovando anche quotidianamente la mattina su Zoom, ma il mercoledì è sempre bello riunirsi qua con i fratelli, fare quella preghiera. La missionaria Sandra ha detto l'ultimo mercoledì che le mancava tanto quel momento di preghiera che facciamo qua insieme il mercoledì,
è stato tutto il mese di agosto senza il culto ricarica, abbiamo ricominciato mercoledì scorso e è vero, è bello avere questo momento di preghiera, di raccogliersi insieme, ad adorare, a pregare il Signore e poi a sentire una parola che possa ricaricare la nostra settimana. Quindi mercoledì siete tutti invitati al nostro culto ricarica. Dopodiché, come ho appena accennato, ogni giorno ci stiamo trovando la mattina alle 6 su Zoom per la preghiera della Chiesa. Non è la preghiera della Chiesa, è un proposito di preghiera che si chiama Una fede viva. Questo è un proposito che Dio ha messo nel cuore della pastora Andrea in queste ultime settimane e ogni mese noi ci troviamo a fare circa una settimana di preghiera la mattina su Zoom. Questo mese invece, su guida dello Spirito Santo, abbiamo cominciato questo proposito di 21 giorni alla ricerca di aumentare la nostra fede. Tu che ancora non hai partecipato stai perdendo qualcosa, perché in appena 5 giorni di questo proposito, 6 giorni, abbiamo già ricevuto 3 testimonianze di persone che hanno partecipato e già hanno visto l'agire di Dio nelle loro vite. C'è di Norma che alza la mano, ci sono state 3 persone già in questi primi 6 giorni, siamo quasi alla fine della prima settimana, sono esattamente 3 settimane, quindi se ancora non hai partecipato, ogni mattina tu che sei nel gruppo della Chiesa vedrai che ti arriva il link della preghiera. Se non sei nel gruppo, passaci il numero così possiamo aggiungerti nel gruppo della Chiesa se vuoi partecipare, e ogni mattina saremo lì a pregare insieme. È una mezz'oretta, non è tanto tempo, stiamo insieme 20 minuti, mezz'ora, ascoltiamo una piccola parola di direzione da parte dello Spirito Santo e poi insieme preghiamo. Amen. Quindi anche domani alle 6 saremo lì. Ultimo avviso, perché questa settimana, so che non ci crederete, ma questa settimana non c'è neanche un avviso dei teens. Dopo 4 mesi circa, la prima settimana senza avvisi dei teens. Quindi teens, siete liberi almeno per una settimana. Prego. Ciao a tutti, come state? Allora, abbiamo 2 avvisi per i giovani. Il primo avviso riguarda questa sera, quindi dopo il culto fermatevi qua che faremo una veglia tutti insieme, ok? Staremo un'oretta e mezza a pregare, ad adorare Dio e ad ascoltare tutto quello che Dio ha fatto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, perché veramente quello che mi hanno raccontato i giovani ne vale la pena ascoltarlo. E poi ti chiedo per favore di mettere il prossimo banner, che è questo, Revive. Sarà un evento sempre per giovani, il 2 ottobre alle 16 ci troveremo qui e non vi dico di più perché voglio lasciare un po' la suspense per questa serata che passeremo insieme, va bene? Quindi se siete giovani vi aspetto questa sera e il 2 ottobre che sarà una domenica alle 16 e mezza, vedremo adesso per l'orario, ok? A me un applauso per i giovani allora. Nel frattempo ti invito ad alzarti in piedi, facciamo una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte e poi continuiamo ad adorare il nostro Signore. Ci alziamo in piedi per avere riverenza al Signore in questa preghiera. Come sapete c'è il nostro, come si può chiamare questa scatola? Abbiamo preso questa scatola in Brasile. E in Brasile si chiama gasofilassio. Ho imparato questa parola nuova nel mio dizionario. Questa scatola ci ha fatto fare un ritardo di 2 ore all'aeroporto, quindi fate in modo che si possa riempire, perché ce l'hanno persa, quindi fate in modo che si possa riempire per dare un senso al nostro viaggio. No, a parte scherzi, ciò che avete nel vostro cuore come sempre portatelo alla casa del Signore, ciò che Dio vi mette, donate con gioia. Se volete donare, donate con gioia, non donate per forza, non donate per costrizione, ma donate perché avete in amore l'opera di Dio. C'è questo gasofilassio, finché non troviamo il nome lo chiameremo così, e là dietro c'è la missionaria Kata con il bancomat se qualcuno di voi vuole fare un'offerta in questo modo.
Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo donare a te le nostre decime, le nostre offerte, Signore. Io ti chiedo di fare in modo, Signore, che ognuno di noi che oggi ha deciso di portare qualcosa alla tua casa possa farlo con gioia, possa farlo con allegria, possa farlo perché ama l'opera, ma soprattutto perché ama te. Io ti chiedo, Padre, di benedire ogni offerta, Signore, che possa essere usata al meglio per la tua casa, che possa essere usata al meglio per il tuo regno qua sulla terra. E ti chiedo di benedire ognuno di noi. Benedici ogni famiglia, Signore, riempendila con il tuo spirito, con il tuo amore, con la tua unità e secondo la tua volontà, Signore, con la prosperità che viene da te. Nel nome di Gesù benedici le nostre decime, le nostre offerte e continua soprattutto a benedire questo culto. Amen. Ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità tua presenza mi conforta, so chi sei il mio Padre, il mio amico sei, io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo
seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono. Tu puoi dichiarare questo, solo le voci dichiarano: sei fedele, la nostra gratitudine, Signore, per la tua bontà. Ogni tempo tu sei in ogni mio respiro. Io canterò la bontà del mio Dio, io canterò la bontà del mio Dio, io canterò la bontà del mio Dio. Grazie Padre, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Amen. Potete sedervi. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 21. Vangelo di Matteo, capitolo 21, leggerò dal versetto 12 in avanti. Amen. Grazie mille. Amen. Dice così. Gesù entrò nel tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. Rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati. E gli dissero: odi tu quello che dicono costoro? Gesù disse loro: sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? E lasciateli se ne andò fuori dalla città a Betania, dove posò la notte. La mattina, tornando in città, ebbe fame. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie. E gli disse: mai più nasca frutto da te in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: come mai il fico è diventato secco in un attimo? Gesù rispose loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete.
fino a qua. Amen. Possiamo pregare? Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo sentire, Signore, la Tua parola, vogliamo sentire qualcosa che venga da Te, non qualcosa che venga da me, Dio. Vogliamo sentire qualcosa che possa cambiare, che possa trasformare la nostra vita, che possa darci nuove forze, che possa trasformarci, Signore. Signore, io non so qual è il Tuo proposito nella vita di ognuno di noi, ma io credo, Signore, che attraverso la Tua parola Tu puoi fare grandi cose. Per questo io ti chiedo che in questo momento sia il Tuo Spirito a parlare ai nostri cuori, che sia Tu, Signore, a parlare. Cambia le nostre vite, Signore, cambia tutto ciò che vuoi, affinché, Signore, ognuno di noi possa essere più simile a Te e possa fare la differenza in questo mondo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come abbiamo detto prima, come sapete già, ormai tutti da qualche giorno abbiamo cominciato questo proposito la mattina su Zoom, 21 giorni di preghiera, intitolando questo proposito Una fede viva. E ciò di cui lo Spirito Santo mi ha portato a parlarvi questa sera è proprio questo: avere una fede viva. Avere una fede viva. Penso che è un obiettivo di tutti noi cristiani avere una fede viva. Deve essere un obiettivo di tutti noi cristiani avere una fede viva. Noi dobbiamo avere fede in Gesù, ma non soltanto in questo, noi dobbiamo avere fede che attraverso le nostre opere, le nostre azioni, persone possano arrivare a Gesù, che attraverso le nostre opere, attraverso le nostre azioni noi possiamo fare la differenza. Noi dobbiamo avere fede come quegli eroi della fede scritti nel libro degli Ebrei, capitolo 11, che attraverso la loro fede hanno cambiato questo mondo. La loro fede è stata la testimonianza di loro stessi davanti a Dio. Questo è quello che la Bibbia ci dice. Ma di questa sera vorrei parlarvi più in particolare di 2 impedimenti che noi abbiamo per ottenere questa fede viva. Questi 2 testi che abbiamo letto, in realtà sembrava un testo unico, non so se voi avete seguito anche sulla vostra Bibbia. La Bibbia divide questi 2 testi in 2. Questo testo in 2. Il primo testo è denominato la purificazione del Tempio. Gesù che arriva al Tempio, vede i mercanti, cambia monete e li scaccia dal Tempio. Dopodiché l'altro testo è il fico sterile. Gesù che maledisce quel fico perché non gli stava dando frutto. Ma entrambi questi testi, se uniti, ci fanno vedere quali sono i 2 impedimenti che noi possiamo avere per ottenere una fede viva. Prima di tutto vorrei specificare che cos'è la fede. Forse molti di voi già sanno cos'è la fede, forse alcuni non sanno, non saprebbero dare una definizione alla fede. La miglior definizione di fede non la troviamo su un vocabolario, la miglior definizione di fede la troviamo direttamente nella nostra Bibbia. È scritta in Ebrei 11 al versetto 1 e dice così: ora la fede è certezza di cose che si sperano. Certezza di cose che si sperano. Non so tu cos'è che stai sperando nella tua vita. Forse tu stai sperando che domani sarà una bella giornata, magari andrai fuori a pranzo, magari andrai a festeggiare, magari hai un impegno importante. Forse tu stai sperando che che il tuo datore di lavoro ti dia un aumento nel lavoro. Forse tu stai sperando che il tuo datore di lavoro ti dia un upgrade, ti faccia avanzare di livello. Forse tu stai sperando che l'esame che hai all'università o la verifica di scuola possa essere più facile di quello che ti aspetti. Non so che cos'è che tu stia sperando, ma la fede è la certezza di questa speranza. La fede è quando tu non dici più forse domani andrò fuori a festeggiare, no? Forse quell'esame sarà più facile di quello che penso, forse il mio capo mi darà un aumento, forse troverò un lavoro. La fede è quando tu togli questo forse da davanti alla tua affermazione. La fede è la certezza di questa speranza. Ma non è solo questo, è anche la dimostrazione di cose che non si vedono.
La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Che cos'è una realtà che non si vede? Tutto ciò che al mondo esiste, che c'è già stato, eppure non hai mai visto con i tuoi occhi. La fede è la dimostrazione di tutto questo. C'è una dimostrazione di una realtà che non si vede proprio nel versetto successivo, quando dice così: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Noi non possiamo avere la certezza scientifica che Dio ha formato il cielo e la terra, vero? Neppure la scienza sa effettivamente come la terra è stata formata. Eppure la fede è la certezza che Dio, è la dimostrazione che Dio ha formato il cielo e la terra. Questa è la fede, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Eppure la Bibbia, se noi andiamo a studiare, soprattutto nella teologia, ci parla di 3 tipi di fede. Il primo tipo di fede è la fede così chiamata comune. Che cos'è la fede comune? Io ho imparato che cos'è la fede comune con mia nonna, perché io ho vissuto buona parte della mia vita con mia nonna. Non piangerò parlando di mia nonna, non preoccuparti. Ho passato buona parte della mia vita con mia nonna, è stata come una mamma per me. Tant'è che io passavo le giornate a casa sua, ma non soltanto le giornate, molto spesso io dormivo anche a casa sua. E mia nonna era una cattolica molto devota. Diciamo che in chiesa cattolica dove lei frequentava, lei contava più del parroco della chiesa. Lei faceva tutto, cambiava i fiori, contava le offerte, dava la Santa Cena, faceva tutto quello che c'era da fare. E quando noi andavamo a dormire a casa di mia nonna mi faceva dire a memoria 13 preghiere. A memoria, sapete che le preghiere della Chiesa Cattolica sono tutte da imparare a memoria, non te le puoi inventare sul momento. Si partiva con il Padre Nostro, poi c'era l'Ave Maria, c'era qualche preghiera più conosciuta, poi si passava a quelle un po' più consistenti, il Magnificat ad esempio, che è una preghiera che noi troviamo sulla Bibbia, che Maria fa questa preghiera quando scopre che sarebbe stata incinta di Gesù. Io sapevo tutto quel capitolo della Bibbia a memoria praticamente, perché è una preghiera che si dice nella Chiesa Cattolica e che mia nonna ha voluto che io imparassi a memoria per dirla prima di dormire insieme alle altre 12. Lì con mia nonna ho imparato che cos'è la fede comune. La fede comune è una fede che tutti quanti al mondo hanno. Tutti hanno, non esiste nessuno che non abbia la fede comune. Forse la fede comune è riposta in Dio, ma può essere che la fede comune sia riposta in Allah, può essere che la fede comune sia riposta in Buddha, anche se i buddisti non credono in Buddha, è una filosofia di vita, può essere riposta in Vishnu, in Shiva e tutte queste divinità induiste. Gli atei hanno la fede comune. Perché hanno la fede comune? Perché gli atei non credono in Dio, ma credono nella scienza. C'è soltanto una piccola parte di credenti che si chiamano agnostici e di loro è un po' più difficile dire che hanno una fede comune, ma anche loro in realtà ce l'hanno, perché gli agnostici non credono né in Dio né nella scienza. Loro credono soltanto a ciò che il loro intelletto può spiegare, ma anche loro hanno fede nella loro ragione, hanno fede nel loro intelletto. La fede comune è una fede che tutti noi, tutte le persone al mondo hanno. Poi c'è un altro tipo di fede, che è un tipo di fede di noi cristiani. È la fede salvifica, così si chiama. È quella fede che ci porta alla salvezza. È quella fede che Dio mette in noi, perché Dio è l'autore e consumatore della stessa fede. E attraverso questa fede noi otteniamo la grazia per andare a vivere un'eternità con Dio in cielo. E questa noi cristiani ce l'abbiamo. E poi esiste un altro tipo di fede. È un tipo di fede che ci viene scritto da Paolo in Prima Corinzi quando parla dei doni dello Spirito Santo. E questo tipo di fede è la fede come dono. Il dono di fede, dice Paolo. E questa è soltanto per un'elite. Non tutti hanno il dono di fede.
Forse qua in chiesa qualcuno può avercelo, ma non tutti ce l'avranno, perché Paolo è molto chiaro quando scrive questa lettera e dice che lo Spirito Santo ha dato questi doni per l'edificazione della chiesa, ma non a tutti ha dato questi doni. A qualcuno dà il dono di profezia, a qualcuno ha dato il dono di guarigione, a qualcuno il dono di fare miracoli, a qualcuno il dono di parola di conoscenza, a qualcuno il dono di parola di sapienza, eccetera, eccetera. A qualcuno ha dato il dono di fede. Eppure c'è un altro tipo di fede che forse i libri di teologia non ci spiegano, o forse è semplicemente un upgrade della fede salvifica. Ancora non l'ho inquadrato specificamente, ma è un tipo di fede che tutti noi possiamo avere. È un tipo di fede molto simile a quel dono di fede che scrive Paolo in Prima Corinzi, solo che il dono di fede, come ho detto, solo qualcuno di noi lo può ottenere, non tutti. E per quanto ci sforziamo, non saremo mai noi a decidere se otterremo questo dono di fede. È Dio, lo Spirito Santo, che guarda la Chiesa, vede di cosa ha bisogno e dà il dono di fede a chi Lui sceglie. Eppure quest'altro tipo di fede è una fede che tutti noi possiamo ottenere. Perché c'è un versetto nella Bibbia che dice così, che chiunque dirà a quel monte, spostati da lì a lì, questo succederà. Chiunque dirà a quel monte, spostati da qui a qui, questo succederà. Forse il dono di fede è un dono che ti dà una fede così grande che ti permette di spostare montagne. Eppure Gesù dice che chiunque può avere questa fede. Chiunque può avere questa fede in grado di spostare montagne. Chiunque può avere una fede viva dentro di lui. Ma in che modo noi possiamo ottenere questa fede viva? Un giorno gli apostoli stavano ricevendo un insegnamento da Gesù. Gesù stava parlando del perdono e stava dicendo: se una persona ti fa del male per 7 volte in un giorno, per 7 volte tu perdona questa persona. E forse per gli apostoli, come sicuramente per molti di noi, non sembrava una cosa possibile. Forse anche per molti di noi, se una persona nello stesso giorno ci fa del male per 7 volte, indipendentemente da che male sia, forse anche per noi, nonostante viviamo questo, siamo in Cristo, ci rende difficile perdonarli tutte e 7 le volte, no? E così lo era anche per gli apostoli. Gli apostoli forse non ce la facevano a perdonare per 7 volte in un giorno la stessa persona. E allora gli apostoli hanno chiesto così a Gesù: Gesù, se vuoi che noi perdoniamo per 7 volte questa persona che per 7 volte ci fa del male, aumenta la nostra fede. Aumenta la nostra fede. Sapete che cosa Gesù risponde a questi apostoli? Ve lo voglio leggere. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi udierebbe. Avete capito quello che Gesù ha risposto? Gesù non ha detto sì, vi aumenterò la fede. Gesù ha risposto in un altro modo. Ha detto: se voi aveste fede quanto un granello di senape. Questa situazione ci fa capire 2 cose. La prima cosa è che la nostra fede può veramente essere aumentata. La tua fede può veramente aumentare. Io non lo so qual è oggi il tuo livello di fede. Io non lo so quanto tu hai fede in Dio oggi, quanto tu riesci a riporre le situazioni nelle mani di Dio e quanto veramente credi che Dio farà qualcosa in quella situazione. Quanto credi al 100% che Dio farà qualcosa nel tuo problema. Ma voglio dirti una cosa, prendendo questi versetti della Bibbia, noi capiamo che la nostra fede può aumentare. Ci sono vari livelli di fede nella Bibbia. Noi vediamo Gesù avere a che fare con tutti questi livelli di fede. Noi vediamo Gesù che un giorno deve guarire il servo di un centurione. Quando Gesù sta per andare a casa di questo centurione, il centurione lo ferma e gli dice: Gesù, non entrare in casa mia. Non entrare in casa mia, perché io non sono degno che tu entri in casa mia, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Gesù, alle parole di questo centurione,
c'è scritto nella Bibbia che rimase meravigliato. Non so se tu hai questa voglia di meravigliare Dio, sappiate che Dio può essere meravigliato. Anche se Dio è onnisciente, anche se Dio sa ogni cosa, Dio può essere meravigliato. Come? Attraverso la nostra fede. Gesù, ascoltando quelle parole di quel centurione, rimase meravigliato dalla fede di quest'uomo e disse: in tutto Israele io non ho mai visto nessuno con una fede grande come quest'uomo. Questo ci fa capire che la fede di questo centurione era veramente grandissima. E allo stesso modo c'è un'altra prova di una fede molto grande, una donna che era una donna cananea, che si avvicina a Gesù e gli dice: Gesù, mia figlia è indemoniata, ti prego, liberala. E Gesù gli dice: guarda, mi dispiace, ma io sono venuto sulla terra per i figli di Israele. Tu sei cananea, non posso fare niente. E lei dice: ma ti prego, è indemoniata, non so che cosa fare. E Gesù gli disse così, gli disse: non si può prendere il pane, il cibo che va ai figli e gettarlo ai cagnolini. E la signora rispose: ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cascano dalla tavola dei loro padroni. Gesù, udito questo, rispose così a quella donna: donna, grande è la tua fede. Grande è la tua fede. Noi vediamo in questi due esempi persone che avevano veramente una fede grande. Poi vediamo anche persone che avevano una fede un po' più piccola. Ci ricordiamo tutti di quell'episodio di Pietro che è sulla barca, Gesù sta camminando sulle acque e Pietro gli dice: se sei veramente tu, chiamami che io vengo lì da te camminando sulle acque. E Gesù dice: vieni Pietro, vieni qua. E allora Pietro scende dalla barca, comincia a fare 1, 2, 3 passi, poi comincia il vento, la tempesta e Pietro comincia ad avere un po' paura, no? Perde un po' di fede e comincia ad affogare. Allora Gesù lo tira su dalle acque e gli dice: uomo di poca fede, uomo di poca fede. Questo è un esempio di una persona che aveva un po' meno fede. Ci sono altre persone che hanno un po' meno fede, anche gli apostoli, un po' tutti gli apostoli non erano dei super della fede inizialmente. Una volta pensate che gli apostoli hanno cercato di combattere contro un demone, di scacciare il demone da una persona e nessuno degli apostoli è riuscito a scacciare questo demone. Gesù è arrivato in un secondo, ha scacciato questo demone e gli apostoli hanno detto: ma perché noi non abbiamo potuto scacciare questo demone? Gesù ha risposto: a causa della vostra poca fede. Ci sono vari livelli di fede. Ci sono persone che hanno una fede più grande, persone che hanno una fede più piccola, ma la buona notizia è che la nostra fede, anche se oggi è piccola, può diventare molto, molto grande. Tanto da dire a un sicomoro: sradicati e vai nel mare, e quello ubbidirà. In che modo possiamo fare questo? Vi ricordate, gli apostoli hanno chiesto a Gesù: Gesù, aumenta la nostra fede. Gesù non gli ha risposto di sì. Anzi, se vogliamo parafrasare quello che gli ha risposto Gesù, è stato un bel no. Io non posso aumentare la vostra fede. Io non aumenterò la vostra fede. Se volete che la vostra fede aumenti, la vostra fede deve essere come un granello di senape. Ho sentito varie volte interpretare questo versetto dicendo così: la vostra fede deve essere piccola come un granello di senape. Ma non è questo quello che sta dicendo Gesù. Gesù non vuole che la nostra fede sia piccola come un granello di senape. Gesù non vuole che la nostra fede sia piccola. Gesù ha rimproverato Pietro e gli apostoli perché avevano una fede piccola. Gesù non vuole questo. Non vuole una fede piccola. In Ebrei c'è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Se senza fede è impossibile piacere a Dio, con una fede piccola non gli piaceremo tanto, ma con una fede grande piaceremo tanto a Dio. E allora che cosa intendeva Gesù quando diceva che dobbiamo avere una fede come un granello di senape? Gesù si stava rifacendo a un'altra parabola che aveva raccontato un altro giorno quando ci parlava del regno di Dio. E diceva: il regno di Dio è simile a un granello di senape, che è il più piccolo tra tutti i semi. Ma se questo seme di senape, questo granello di senape viene piantato
se questo granello di senape viene seminato e viene preso cura, allora questo grano di senape diventerà un arbusto e poi diventerà un albero così grande che gli uccelli faranno un nido sotto di lui, si ripareranno sotto di lui. Così deve essere la nostra fede, non piccola come un grano di senape, ma se noi vogliamo aumentare la nostra fede deve seguire lo stesso processo che il grano di senape segue per diventare un albero, ovvero deve essere seminata, deve essere piantata. In che modo possiamo seminare la nostra fede? Noi dobbiamo mettere in atto la nostra fede. Noi dobbiamo mettere in atto la nostra fede. Finché tu non metti alla prova la tua fede non può crescere. Finché tu non metti alla prova ciò che Dio ti ha dato, questo non può crescere. Anche se te l'ha dato Dio, resterà piccolo. Finché tu non andrai e dirai: io per fede voglio che questo problema venga risolto da Dio. Io non metterò le mie forze in questo perché so che Dio combatterà per me e io me ne starò tranquillo. È vero, la Bibbia ci parla di montagne, ma non sono le montagne gli ostacoli più grandi alla nostra fede. L'ostacolo più grande alla tua fede, all'aumentare della tua fede, sai cos'è? È la tua stessa fede. L'ostacolo più grande all'aumentare della tua fede, l'ostacolo più grande a far sì che la tua fede possa diventare una fede viva, una fede in grado di spostare montagne, è la tua stessa fede. Perché più piccola è la tua fede e meno fede avrai per metterla in atto, per fare sì che questa fede possa aumentare, per fare sì che questa fede possa prosperare, per seminare questa fede e fare sì che questa diventi un albero così grande che gli uccelli del cielo vi troveranno riparo sotto. Noi dobbiamo mettere in atto la nostra fede. Non è Satana, non è il diavolo che ci impedirà che la nostra fede cresca, perché Satana mette montagne, mette ostacoli davanti a noi, ma abbiamo appena detto che è la fede che sposta le montagne. È la fede che può spostare gli ostacoli, è la fede che può far cascare i giganti. La storia del popolo di Giudei ci racconta che Giuda è stato deportato in Babilonia per 70 anni e alla fine di questi 70 anni i Giudei sono tornati a Gerusalemme. Alla loro guida c'era un certo Zorobabele, solo che quando sono arrivati a Gerusalemme hanno trovato la città completamente distrutta. Le mura erano distrutte, le case erano distrutte, ma soprattutto il Tempio di Dio era distrutto. E allora Zorobabele, insieme ai ritornati da Babilonia, hanno cominciato a ricostruire il Tempio e un pezzo dopo l'altro sono riusciti un po' a ricostruire, ma Giuda aveva tanti nemici. E questi nemici hanno interrotto la costruzione del Tempio, sono riusciti a interrompere la costruzione del Tempio, ma non hanno interrotto la costruzione del Tempio per una settimana, non l'hanno interrotta per un mese, non l'hanno interrotta per un anno. Sono riusciti a interrompere questa costruzione per 15 anni. 15 anni. Sapete quando noi andiamo per strada e vediamo dei lavori in corso che ci fanno fare sempre le deviazioni, sono veramente noiosi, no? Pensate a un lavoro in corso che resta fermo 15 anni, che per 15 anni noi non possiamo usare quelle strade, ci sono le corsie ristrette, mettono piccoli semaforini dappertutto che sono molto fastidiosi. Ecco, il Tempio di Gerusalemme per 15 anni è rimasto fermo. E alla fine di questi 15 anni Dio ha innalzato alcuni profeti affinché Zorobabele potesse ritrovare forza. Uno di questi profeti è il profeta Zaccaria. E il profeta Zaccaria dà una parola di Dio a Zorobabele, una parola che tutti quanti noi probabilmente già abbiamo sentito, conosciamo. E questa parola dice così: Zorobabele, non è per forza che tu riuscirai a ricostruire il Tempio, non è per potenza che tu riuscirai a sconfiggere quei nemici che hanno interrotto la costruzione, ma è attraverso lo Spirito di Dio che tu riuscirai a riprendere l'opera che è stata interrotta. E il versetto prosegue così: chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabele diventerai una pianura. Questo versetto si può trasporre alla vita di ognuno di noi. Ognuno di noi può prendere questo versetto e farlo suo, perché non lo so qual è il problema, non lo so qual è il gigante, non lo so qual è il monte nella tua vita,
ma ognuno di noi può mettere il proprio nome davanti a questo versetto e dire: Enrico, non è per forza, non è per le mie capacità, non è attraverso la mia esperienza, la mia bravura che io riuscirò a sconfiggere questo gigante, ma è attraverso la fede che io ripongo nello Spirito Santo di Dio che questa montagna si diventerà una pianura davanti a me. Tu puoi prendere questo versetto e farlo tuo ogni giorno della tua vita, davanti a qualsiasi montagna che tu devi affrontare, che tu stai affrontando, che tu affronterai. Metti il tuo nome davanti a questo versetto e fallo tuo, perché non è per la tua bravura, non è per le tue capacità, non è per la tua esperienza nel settore, non è per quello che hai passato, non è per quello che stai passando, non è per nulla di questo che tu potrai distruggere quel monte, ma è attraverso la fede che tu riponi nello Spirito Santo di Dio e nell'agire nella sua vita. E attraverso questa fede, quella montagna che tanto ti sembrava grande diventerà una pianura davanti a te. Non sono le montagne, non è Satana, non è il nemico, non sono gli ostacoli che possono impedire alla tua fede di aumentare. L'unico ostacolo, o anzi il primo ostacolo che può impedire questo è la tua stessa fede. Perché se tu non hai fede per mettere Dio alla prova, per mettere questa fede alla prova, allora la tua fede non aumenterà. Uno dei motivi per i quali sono qua, una delle parole che Dio mi ha dato, una delle rivelazioni che Dio mi ha dato, delle cose che mi ha fatto provare, ho sempre detto che i motivi per cui oggi io sono qua, il primo motivo è mia moglie che Dio ha messo davanti a me. Poi ci sono alcune persone che Dio ha messo davanti a me, c'è una rivelazione che ormai tutti voi avete sentito miliardi e miliardi di volte che Dio mi ha dato, ma un'altra cosa che Dio mi ha dato, e anche questo ho già testimoniato varie volte, è che Dio un giorno mi ha detto così: mettimi alla prova in questo. Dio mi ha dato quel versetto che c'è in Malachia 3:10 che tanto si leggeva quando facevamo la parola delle decime, ma non mi piace tanto per le decime questo, mi piace perché questo versetto è un versetto che può far aumentare la fede di una persona. Quel versetto dice più o meno così: portate tutte le decime alla casa del tesoro, poi mettetemi alla prova in questo e vedete se io non aprirò le finestre del cielo e riverserò su di voi tante benedizioni che non avrete dove riporle. Dobbiamo mettere Dio alla prova, dobbiamo mettere la nostra fede alla prova. Se noi mettiamo la nostra fede alla prova, così la nostra fede può aumentare. Aumentiamo la nostra fede, mettendo la nostra fede alla prova, mettendo Dio alla prova, facendo in modo che seminando la nostra fede, questa possa diventare un grande albero. Amen. La seconda cosa che può impedire l'aumentare della nostra fede la troviamo in quel primo testo che abbiamo letto. Voglio rileggervelo brevemente. Gesù entrò nel tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. Rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi, degli zoppi, ed egli li guarì. Abbiamo ben chiaro di ciò che ha fatto Gesù in questo giorno, no? Gesù è andato al tempio, è entrato nel tempio e nel tempio c'erano dei mercanti, c'erano dei cambiamonete e Gesù ha scacciato tutte queste persone da dentro il tempio. Dopodiché cos'è che ha fatto Gesù? Chi è stato attento alla lettura? Gesù ha scacciato i mercanti, ha scacciato i cambiamonete e poi ha guarito gli zoppi e tutte le persone che avevano bisogno di guarigione. Perché noi dovremo aumentare la nostra fede? Perché noi dovremo aumentare la nostra fede? È vero che quando i discepoli, gli apostoli scacciavano demoni e tutto il resto, andavano da Gesù, correvano da Gesù e dicevano: Gesù, siamo riusciti a scacciare demoni, siamo riusciti a guarire persone, abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto questo e quello. E Gesù rispondeva loro come? Bravi? No, Gesù rispondeva loro: non esaltatevi per questo. Non è questa la cosa che è veramente importante. La cosa che è veramente importante è che il vostro nome è scritto su nel cielo. È vero, la cosa che più di tutto
deve importarci è che il nostro nome sia scritto su nel cielo, ma allo stesso modo, se noi siamo cristiani, noi dobbiamo essere persone che come Cristo facciano la differenza in questo mondo. Noi dobbiamo essere persone che come Cristo impongano le mani e portino cura nella vita delle persone, cura fisica, cura spirituale. Noi dobbiamo essere persone che non abbiano paura di prendere la responsabilità di avere lo Spirito Santo dentro di noi e possano veramente compiere miracoli su questa terra. Noi dobbiamo essere persone che attraverso la nostra fede possiamo fare la differenza nella vita degli altri. Per questo è importante avere fede, per fare la differenza nella vita degli altri. Noi dobbiamo vivere ogni giorno questo essere uni in Cristo. In che modo? Facendo differenza nella vita degli altri. Solo che prima che Gesù potesse compiere queste guarigioni, prima che Gesù potesse andare a guarire gli zoppi, i paralitici, eccetera, eccetera, Gesù ha dovuto pulire il Tempio. Gesù ha dovuto pulire il Tempio. Gesù ha dovuto fare una purificazione del Tempio. E leggendo questo versetto in questi giorni mi sono reso conto di questo. Caspita, se io voglio fare la differenza, se io voglio imporre le mani e guarire, io prima devo essere pulito. Io prima devo essere purificato. Io ho bisogno di fare una pulizia nel mio Tempio. Immaginati se oggi Gesù arrivasse da te, senza contare che Gesù è già da te, però facciamo finta che non lo sia. Come troverebbe il tuo Tempio? Che cosa troverebbe all'interno del tuo Tempio? È interessante che questi mercanti, questi cambiavalute non erano lì per caso, erano lì perché qualcuno li ha lasciati stare lì. Chi aveva il ruolo decisionale all'interno del Tempio erano i farisei, erano i sacerdoti, erano i profeti di allora. E loro hanno lasciato che questi mercanti, che questi cambiamonete, eccetera, eccetera, corrompessero il Tempio. Ma quanti di noi hanno già un Tempio corrotto dentro di sé? Quanti di noi hanno già un Tempio corrotto dentro di sé? Quanti di noi vivono un Vangelo zuccherato, come si solita dire, dolcificato, smielato, un po' più facile? Quanti di noi vivono un Vangelo un po' più corrotto? Quanti di noi? E magari dicono sì, va bene, posso fare questo, posso fare quello, non c'è problema. Quando io ho cominciato la mia vita cristiana e prendevo un po' più senso delle cose, facevo lo stesso delle cose un po' sbagliate certe volte, no? Tutti voi no, ma alcuni di voi si ricordavano come io mi vestivo un tempo, mi vestivo un po' più rapper, un po' diverso, ho dovuto buttare via un po' di vestiti dopo che sono diventato pastore. E tante volte volevo andare in chiesa vestito un po', sapete, un po' così come piaceva vestirmi a me. E mia moglie mi diceva: pensa chi tu sei. No, perché prima di essere pastore comunque sono stato evangelista e prima presbitero, eccetera, eccetera. E mi diceva: pensa chi tu sei quando vai in chiesa. E io gli dicevo in portoghese, no? Nada a ver. Non c'è niente, come si traduce in italiano? Non c'entra niente come mi vesto io, non c'è problema, posso vestirmi così. E vivevo questo Vangelo, no? Un po' dolcificato, come abbiamo detto. E quanti di noi oggi rispondono un bel nada a ver alle critiche che lo Spirito Santo fa nella nostra vita? Quanti di noi rispondono un bel non c'entra niente alle critiche che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, nel nostro modo di vivere il Vangelo? Quanti di noi pensano: ah, ma non mi interessa quello che pensano gli altri? Quanti di noi pensano: ah, sì, posso fare così, ah, il mio peccato non è tanto grande, ah, non sono io che sono viziato, è il vizio che è viziato di me. Io rispondevo così quando fumavo, dicevo: no, non sono io che sono viziato del fumo, è il fumo che è viziato di me. Quanti di noi rispondono così a queste cose?
Quanti di noi vivono questo Vangelo corrotto, come quei mercanti corrompevano quel tempio? Sapete, uno dei motivi per i quali oggi il Vangelo è per tutti quanti e non solo per i giudei, si trova in Isaia, se non sbaglio al capitolo 28, non mi sono segnato purtroppo i versetti. In quel capitolo lì, in Isaia al capitolo 28, Dio dà una profezia a Isaia condannando i sacerdoti e i profeti di Israele. I sacerdoti e i profeti. Dio non stava condannando le persone che erano semplicemente giudaiche, ebree. No, non stava condannando, stava condannando i sacerdoti e i profeti. E disse così: a causa di queste persone il Vangelo sarà portato alle persone attraverso una lingua straniera. Ovvero a causa di questi sacerdoti, a causa di questi profeti che si comportavano male, che avevano corrotto il Vangelo di Dio. Al tempo non si parla del Vangelo, giustamente, ma sto cercando di far intendere il più possibile quello che voglio dire. A causa di questi sacerdoti, a causa di questi profeti che hanno corrotto il messaggio di Dio, perché questi sacerdoti e questi profeti si ubriacavano così tanto che le loro visioni erano distorte. C'è scritto proprio che le tavole di questi sacerdoti e di questi profeti erano piene di vomito. Sì, la Bibbia parla di vomito, non scandalizzatevi. La Bibbia parla di cose veramente brutte ogni tanto. Una volta un re ha detto a re Ezechia che lui e il suo popolo avrebbero mangiato i loro stessi escrementi. La Bibbia dice delle parolacce certe volte. Dice che queste tavole dei sacerdoti e dei profeti erano piene di vomito. Vuol dire che queste tavole erano così sporche, erano così corrotte, che Dio si è riservato un altro popolo, che siamo noi, per portare il Vangelo. I sacerdoti e i profeti. Abbiamo detto prima, quanti sacerdoti ci sono qua? Non sempre essere sacerdoti basta. Non sempre essere profeti basta. Forse oggi tu dici: ma io sono il sacerdote della mia casa, sono io che decido le cose nella mia casa, sono io che do la direzione spirituale alla mia casa. Forse tu oggi dici: io sono la profeta della mia casa, sono io che mi sveglio ogni mattina alle 4 a piegare le mie ginocchia a pregare. Forse tu dici: sono io che partecipo alla preghiera della chiesa, che partecipo a ogni culto, che partecipo a ogni momento. Ricordati, i sacerdoti e i profeti in Israele sono quelli che sono stati più condannati da Dio a causa di un Vangelo che vivevano, che era corrotto. Non basta chiamarsi sacerdote, non basta chiamarsi profeta, bisogna vivere questo essere sacerdote, questo essere profeta. In che modo? Pulendo il nostro tempio. Se vuoi avere una fede in grado di imporre le mani sulle persone e guarire queste persone, se vuoi avere una fede in grado di fare miracoli, se vuoi avere una fede in grado di cambiare la vita, di trasformare la vita delle persone intorno a te, se vuoi avere una fede viva, allora pulisci il tuo tempio. Fai una pulizia da tutto ciò che ha corrotto il tuo tempio. Fai una pulizia da tutto ciò che ha corrotto il Vangelo che tu stai vivendo e che tu stai testimoniando alle persone intorno a te. Fai queste due cose. Fai queste due cose. Pianta la tua fede affinché possa aumentare e pulisci il tuo tempio affinché Dio ti possa usare. Non pensare che finché vivrai nel peccato, non pensare che finché vivrai con un Vangelo corrotto Dio ti userà. Dio non lo farà. Dio non ti userà. Ma Dio vuole usarti. Dio vuole usarti al 100%. Dio vuole usare il meglio che puoi dargli. Dio vuole il meglio di te. Dio vuole tutto di te. Fai questo affinché Dio ti possa usare. Vivi una fede viva. Vivi una fede viva per trasformarti. Amen. Possiamo alzarci in piedi, facciamo una preghiera. Chiamo il gruppo di lode. Preghiamo il Signore in questo momento. Non pregare, non chiedere a Dio aumenta la mia fede, perché la risposta te l'ha già data qua. Io non aumenterò la tua fede. Vuoi aumentare la tua fede? Comincia a metterla alla prova, comincia a seminare, comincia ad usare questa fede, comincia a mettere in atto questa fede. Preghiamo Dio
affinché ognuno di noi possa avere la forza di esaminare se stesso, di vedere che cosa c'è dentro di lui, di guardare a fondo il suo tempio e pulire questo tempio, affinché la fede che ognuno di noi ha possa essere usata per la gloria di Dio. Amen. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti in questo momento, Signore, per questa serata che abbiamo avuto, Signore, di passare alla tua presenza, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per ogni momento che abbiamo vissuto qua questa sera. Ti ringraziamo per ogni lode che ha preparato i nostri cuori, per ogni lode che è arrivata a te, in quale tu ci hai fatto sentire la tua gloria e la tua presenza nella nostra vita. E ti ringraziamo, Signore, per la parola, Signore. Se questa sera questa parola ha parlato a qualcuno di noi, Signore, che questa persona possa veramente avere una trasformazione di fede nella sua vita. Io ti chiedo, Signore, che qua persone possano iniziare a mettere in atto la propria fede, possono iniziare a seminare la propria fede, a metterla alla prova, Signore, affinché la loro fede possa aumentare, possa diventare una fede grande, una fede che possa far meravigliare lo stesso Dio. Padre, io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa avere l'audacia, Signore, il coraggio, Dio, di esaminare se stesso per pulire il proprio tempio. Padre, nel nome di Gesù abbiamo bisogno di essere purificati da te, abbiamo bisogno di essere santificati da te, santificati dal tuo fuoco, santificati dal tuo spirito. Vivere, Signore, un vero ravvedimento, Signore, vivere una nuova vita in te, affinché tu ci possa usare. Io credo, Dio, che tu vuoi farci vivere il sovrannaturale nella nostra vita. Io credo che tu vuoi farci provare il sovrannaturale, vuoi farlo vivere a noi e vuoi farlo vivere per mezzo di noi. Ma perché questo succeda, noi dobbiamo essere dei tuoi figli, Signore, molto più simili a te, purificati dal tuo fuoco, santificati da te, con un tempio pulito. Signore, dacci la forza di vivere il vero Vangelo, non un Vangelo corrotto, ma il Vangelo che tu ci hai insegnato e che tu vuoi che venga trasmesso a questo mondo. Nel nome di Gesù, benedici ognuno di noi, benedici questa Chiesa. Amen.
chiedere se qua c'è qualcuno che vuole avere una trasformazione di fede nella sua vita. Senza avere una trasformazione di fede nella sua vita. Io non lo so che livello è la fede che tu vivi. Io non lo so se tu stai vivendo oggi una fede comune, se stai vivendo una semplice fede salvifica. Io non lo so se tu stai già vivendo una fede che sa muovere montagne, che sa spostare giganti, che sa far diventare una montagna una pianura. Ma io vorrei che tutti quanti noi che siamo qua, che abitiamo in questa casa, avessimo questa fede che sa muovere montagne, questa fede che sa cambiare situazioni. E io vorrei chiedere se c'è qualcuno qua che vuole sperimentare questa fede, che vuole vivere questa fede diversa, che vuole vivere una fede che non conosce barriere, una fede che non conosce ostacoli, che vuole avere il coraggio di guardare se stesso per purificare il suo tempio, che vuole avere il coraggio di piantare quel seme affinché la sua fede possa aumentare. Io vorrei chiedere a tutte queste persone, se ce ne sono qua, di venire qua davanti per fare una preghiera insieme. Se tu vuoi avere questa fede trasformata, se tu vuoi avere una fede nuova dentro di te, se forse la tua fede si è spenta nel corso degli anni e vuoi che oggi questa fede sia riaccesa, che diventi veramente una fede viva, vieni qua davanti. Non avere vergogna in questo momento, non dovrai dire quali sono i tuoi peccati, non dovrai dire quali sono i tuoi sbagli, i tuoi vizi, non dovrai dire che cos'è che sta sporcando il tuo tempio, non dovrai dire a nessuno che cos'è che sta corrompendo il tuo tempio, non dovrai dire a nessuno che cos'è il non c'entra niente che tu dici allo Spirito Santo quando Lui ti importuna, quando tu compi qualcosa. Basta che tu lo dica a Dio. Ma se vieni qua davanti ci sarà qualcuno che verrà a pregare per te affinché tu possa sentirti libero da questo peso e possa cominciare ad utilizzare questa fede. Se tu vuoi vivere un sovrannaturale nuovo nella presenza di Dio, io voglio dirti di venire qua davanti per pregare insieme. Amen. Che non sia la vergogna a impedirti di venire qua, che non sia la vergogna a impedirti di fare questo atto di fede davanti a Dio, che non sia la vergogna a non farti piantare questo seme che potrebbe diventare qualcosa di grandioso. Forse tu fino ad oggi non ti immagini come sarebbe imporre le tue mani su qualcuno e questa persona che venga curata, che tu possa compiere miracoli. O forse tu hai vissuto questo ma oggi non lo stai più vivendo. Vieni qua se vuoi vivere tutto questo nella tua vita, perché Dio ha questo per te. Dio ci ha detto: chiunque dirà a quel monte di spostarsi, quel monte si sposterà. Ognuno di noi ha una chiamata per mettere la sua fede in atto, affinché la sua fede diventi una fede che faccia meravigliare Gesù.
solo le voci, dammi un cuore. Dammi un cuore che c'è, dammi un cuore che vive, dammi un cuore che perdona, dammi un cuore che perdona, una fede che dammi un cuore che dammi un cuore che vive, dammi un cuore che perdona, una fede che continua a
Dio non ci ha chiamato per avere una fede piccola. Dio non vuole questo da noi. Dio non ci ha chiamato per essere uomini e donne di poca fede. Come abbiamo appena cantato, Dio ci ha chiamato per superare i nostri limiti, per superare quella fede che abita dentro di noi, aumentare questa fede e fare la differenza intorno a noi. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi per finire questo culto. Vorrei invitare le persone che hanno fatto il compleanno questa settimana per fare una preghiera per loro. Presbitero Fabiano, penso ci sia anche qualcun altro, no? Sandro? Sandro non lo farei salire perché la settimana scorsa ha perso la sua preghiera. Prego, venite qua. Luciana e oggi abbiamo scoperto che proprio oggi abbiamo un'altra coppia che fa l'anniversario di matrimonio. Anche voi anniversario di matrimonio? Oggi? 22. Prego Marcos, vieni qua. Sorella Zilda. Almir, puoi lasciare la chitarra, venire qua per fare questa preghiera insieme. 17 anni di matrimonio oggi, Zilda, Almir. 15 Luciana e Marcos il 22 e Katia e Giulio domani 14. Amen. Facciamo una preghiera per benedire il loro anno, il compleanno di Fabiano, il compleanno di Sandro, il compleanno di Luciana, ma anche l'anniversario di matrimonio di Almir e Zilda, di Marcos e Luciana, di Giulio che purtroppo oggi lavora. Giulio viene sempre a prendere la preghiera per l'anniversario, quest'anno non è riuscito, di Giulio e Katia. Amen, preghiamo insieme. Signore Gesù, ti chiediamo, Signore, che tu possa benedire questo anno che è appena cominciato, che sta per cominciare. L'anno di Fabiano, l'anno di Sandro, l'anno di Luciana, che hanno compiuto un altro anno alla tua presenza, e ti chiediamo di donare a loro ogni gioia e ogni allegria possibile, Signore, che ogni migliore benedizione possa essere su di loro in questo nuovo anno. Ti preghiamo anche per gli anniversari di matrimonio di Almir e Zilda, di Marcos e Luciana, di Giulio e Katia, queste famiglie preziose per la Chiesa, che tu possa donare ancora più amore, ancora più unità, e che la loro casa possa essere sempre ancora di più una casa costruita sulla roccia che sei tu, Padre. Nel nome di Gesù benedici tutti questi compleanni. Amen. Che Dio possa benedire la vostra settimana, che Dio possa benedire questo inizio di autunno, che Dio possa portare a voi gioia, che possa portare a voi benedizioni, che possa portare a voi il suo amore, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. C'è da mangiare, non andate via, se no